Buongiorno, buongiorno, posso tirarmi via la mascherina? Buongiorno a voi da casa, buongiorno a voi in sala e buongiorno a chi magari in questo momento non può né collegarsi su internet e né venire in sala. Pregheremo per te. Il Signore ci dice dal primo versetto del Salmo 48 questo: grande è il Signore e degno di lode nella città del nostro Dio, sul Monte Santo. Forse ho sbagliato versetto, 48:1. Sì. È conosciuto come fortezza inespugnabile. Non ho messo il secondo versetto, non lo vedete sul video, non importa. La fortezza degli eserciti è sicuramente espugnabile, ma quella del Signore è inespugnabile. Ho voluto aprire con questo versetto perché sappiamo bene cosa sta succedendo in Ucraina. Si parla spesso di fortezze, di eserciti, ma sono eserciti umani che comunque possono essere sconfitti. Ma la fortezza di Dio è una fortezza che non è espugnabile. Non si può abbattere questa fortezza. La fortezza del Signore è veramente indistruttibile. Ma per fare tutto questo, però, devi tu accettare il Signore nella tua vita, devi tu riconoscerlo come tua fortezza. E allora vogliamo dire al Signore: Signore, sia benedetto il tuo nome, benedetto è il nome del Signore. E lo facciamo in piedi, tutti quanti assieme cantiamo questo canto.
Benedetto è il nome del Signore, lode al nome tuo, Signore, per tutti i doni che ci dai, per tutte le meraviglie che fai. Lode al nome tuo oggi, Signore, in eterno. Lode al nome tuo, nel nome potente di Gesù nostro Signore. Possa tu benedire questa sala, possa tu benedire i presenti, Signore. Possa tu benedire il Friuli e tutto il mondo, nel nome potente di Gesù. Amen. Salmo 9. Versetto 9 a 10, il Signore ancora scrive nelle sue scritture: il Signore sarà un rifugio sicuro per l'oppresso, un rifugio sicuro in tempo di angoscia. Quelli che conoscono il tuo nome confideranno in te, perché, o Signore, tu non abbandoni quelli che ti cercano. Amen. È vero. Il Signore è un rifugio, ma come abbiamo già detto prima, è anche vero che se non lo ricerchi non riceverai i benefici del Signore. Se non cerchi il Signore non potrai mai trovare il rifugio in Dio. Quindi sta a te oggi, in questa sala, oggi, o a te da casa, cerca il nome del Signore. Degno, degno, degno è l'agnello. Amen. Grazie per la croce, Dio, grazie per il prezzo che hai pagato al posto mio, che grande amore, grazia mi donò, inchiodarono le sue mani. Con amor soffrì per me,
Alleluia. Degno è l'agnel. Amen. Dal Salmo 92, versetto 4, vediamo ancora il Signore cosa ci dice, cosa ci vuole ancora insegnare. Poiché tu mi hai rallegrato con le tue meraviglie, o Signore, io canto di gioia per le opere delle tue mani. Quali sono le meraviglie di Dio? Quali sono? Le sue opere, i suoi miracoli. Abbiamo assistito a dei miracoli poco tempo fa, il miracolo di accettare Gesù nella propria vita attraverso la testimonianza del battesimo. Questo è un grande miracolo. Eravamo destinati alla perdizione eterna e Gesù ci ha salvati. Non è una meraviglia tutto questo, scusatemi. Come la vogliamo chiamare? E ti senti rallegrato, perché poi il salmista parla di gioia. Ti senti rallegrato anche in questo momento difficile dove tutti i giorni al telegiornale stiamo seguendo con attenzione questo momento veramente triste, no? Di questa guerra, perché le guerre non dovrebbero esistere. Ma ti senti rallegrato lo stesso, perché comunque vada, tu hai il Signore. Ovunque andrai, andrai dal Signore. Se noi veramente riusciamo a comprendere tutto questo, allora possiamo gioire anche in questo momento difficile. Non è facile, lo so. Sarei un ipocrita nel dire io sono gioioso tutti i minuti e tutti i secondi mentre ascolta che bombardano i bambini. Non è vero. Però dobbiamo imparare a vivere con il Signore, ad avere una relazione sotto questo aspetto qui. Perché il Signore, ricordatevi, è la luce del mondo. Amen.
se il Signore è la tua luce, se ti sei rallegrato nel Signore. Questo è il momento di avere una relazione in comunione, in preghiera con il Signore. Prego. Signore, siamo nella tua fortezza questa mattina, camminiamo nelle tue stanze, Signore, troviamo te, troviamo la tua grazia, il tuo perdono, troviamo la riconciliazione che abbiamo sperimentato, Signore, in Gesù. Sì, Signore. E noi questa mattina siamo al riposo alla tua presenza, Alleluia. ma il mondo fuori da questa fortezza è in conflitto. Possa tu mandare i profeti, possa mandare gli uomini e le donne, tu li tieni Sì, Signore. affinché ci sia la pace, affinché ci sia la possibilità ancora di riflettere, di non andare oltre quello che già stiamo vedendo nella drammaticità dei fatti, Signore. Questo mondo è tuo, l'hai creato tu, è vero, ma è anche condizionato dal peccato, dalla separazione da te. Sì, Signore. Che oggi sia un giorno di pace, che oggi sia Amen. un giorno di riconciliazione per i Gloria a te. perduti, Signore, e anche per le nazioni, Signore. Gloria a te, Signore. Possiamo solo invocare questa benedizione su questa umanità, Gloria a te, Signore. perché è tua e ti appartiene, proprio nel nome di Gesù. Amen. 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 Oh Dio, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Tu hai posto la tua maestà nei cieli. Dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto la forza, a causa dei tuoi nemici, per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore. Sì, Signore. Quando considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne prenda cura? Eppure tu l'hai fatto solo di poco inferiore a Dio, l'hai coronato di gloria e d'onore. Tu l'hai fatto dominare sulle opere delle tue mani, hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, pecore e buoi, tutti quanti, e anche le bestie selvatiche della campagna, uccelli del cielo e pesci del mare, tutto quel che percorre i sentieri del mare. Oh Dio, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Sì, Signore, tu sei il creatore dell'universo, Amen. tu hai creato il cielo, la terra, hai creato l'essere umano come ciliegina sulla torta di questo universo, dove tu ci hai posti al di sopra di ogni creatura e ci hai dato il controllo di ogni cosa. Però c'è stato un momento che l'essere umano voleva fare di testa sua. Signore, grazie perché sei intervenuto nella storia mandando tuo unigenito figlio affinché noi potessimo tornare ad avere quel rapporto con te. Signore, grazie perché tu sei al nostro fianco, grazie perché tu ci consoli nelle difficoltà. Signore, grazie perché sappiamo che ogni cosa è nelle tue mani, sotto il tuo controllo. Amen. Nulla va di fuori di quello che tu permetti. Sì, Signore. Signore, noi siamo qui per lodarti, per adorarti. Signore, noi qualunque cosa vada, con qualunque cosa succeda, comunque vada, Signore, noi saremo davanti a te per lodarti e per adorarti. Signore, ti ringraziamo per questo, ti ringraziamo per quello che tu hai fatto per noi. Signore, ti prego affinché questa mattina la lode della tua Chiesa, del tuo popolo, possa salire a te come un profumo di quelle soave. Signore, vogliamo lodarti, vogliamo adorarti, in nome di Gesù. Amen. Sì, grazie Padre perché abbiamo la possibilità di venirci qua a viverli. Noi a volte diamo per scontato questa situazione, in tanti posti non è così, tanti posti sono clandestini i nostri fratelli, proteggere i nemici, sia nelle guerre sia nelle occasioni di tirannie che sono così con la testa, perché noi abbiamo guastato questo mondo. Sì, Signore. Quando abbiamo accettato il peccato, abbiamo guastato questo mondo, questa terra. Aiutaci a essere
Amen. Sì, Signore, anch'io non posso trattenermi nel ringraziare che tu sei un Dio buono, un Dio misericordioso, che è l'unico Alleluia. vero Dio che può salvare il mondo, Signore. Ti chiedo perdono perché io tante volte non capisco che tu ci basti. Tu ci basti in tutto, Signore. Amen. Noi non dobbiamo cercare altre cose. Tu ci basti per qualsiasi nostra problematica. Gloria a te. Tu hai tutto sotto controllo, anche se succedono certe cose, vuoi far capire a noi del mondo che, alle persone del mondo che tu comunque hai tutto sotto controllo, Padre. Noi capiremo insieme a te quando verremo da te, Signore mio. Ti ringraziamo perché continui a starci vicino, continui a insegnarci, a darci da bere Gloria a vita, te. Signore. Grazie per il tuo libro che un giorno hai detto. Volete capire, con questo potrete sapere tutto quello che serve per venire vicino a me, Signore. Tu l'hai dato, ce l'hai donato e continuiamo noi a ringraziarti per questo. Siamo un popolo che spesso dimentica, ma tu non dimentichi mai, Signore. Questa è la tua forza. Tu ci fai capire che sei lì, a braccia aperte, e aspetti soltanto che noi diciamo perdono, Padre. Siamo dei peccatori e solo tu puoi sciogliere questa difficoltà nei nostri cuori. Padre, grazie ancora perché ci hai salvato, ci hai dato la vita eterna grazie a tuo Figlio. Noi ti amiamo, ti lodiamo e insieme qui siamo a lodarti nel nome del Signore. Amen. Amen. Il nome del Signore è una forte rocca, il giusto vi corre e vi trova un alto rifugio. Grazie Padre perché in te troviamo sempre rifugio, tu sei pronto ad accoglierci, ci hai già accolti, ma ci sostieni in un momento della nostra vita, in questa vita, Signore, dove troviamo delle difficoltà, dove troviamo della malvagità, dove troviamo delle ingiustizie, Signore, tu sei il nostro rifugio. Grazie perché possiamo confidare in te pienamente, grazie dove ci hai lavati, ci hai redenti, ci hai perdonati dal nostro peccato, Signore. Ora vogliamo piacere a te, essere graditi, Signore. Voglia tu gradire questo momento di lode, questo momento di adorazione, Signore, dove tutti insieme vogliamo innalzare e glorificare te. Ti benediciamo, Signore, ti adoriamo per Cristo Gesù. Amen. Signore sia benedetto il tuo nome. Alleluia. Signore sia benedetto e sia lodato il tuo nome per quello che Gloria a te. tu dai e anche per quello che tu togli. Sì. Sia benedetto il tuo nome, Signore. Preghiamo di aiutarci ad essere testimoni fedeli della tua parola, testimoni attivi, operativi, anche nelle necessità pratiche che ci sono. Ti preghiamo di guidarci, Signore, e di aprire i nostri cuori, perché ci sono difficoltà pratiche in questo momento. Preghiamo, Signore, di benedire questo mondo che tu hai creato, Signore. E noi ti preghiamo anche per il tuo ritorno, perché sta scritto, Signore, Maranatha, sta scritto, Signore, vieni. E noi ti diciamo, Signore, vieni, come sta scritto. Amen. 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 Signore, voglio pregare, ti chiedo, Signore, di mettere davanti al tuo trono in questo momento qualcuno, Signore, che sta soffrendo in questo momento. Noi non sappiamo chi è, non sappiamo il suo nome, ce ne saranno tanti, forse anche all'interno della nostra sala o dietro la telecamera, che in questo momento forse sono sconfortati, hanno bisogno di te. Signore, cambia il cuore di questa persona. Salva, Signore, questa persona. Benedici la sua vita. Benedici gli ucraini, Signore, che in questo momento stanno lasciando il loro paese. Che brutto deve essere lasciare la propria casa all'improvviso
da un paese libero, Signore, si diventa schiavi di un altro popolo. Non lo sappiamo cosa significa, non sappiamo cosa stanno provando, ma sappiamo che hanno bisogno di aiuti pratici e di preghiera, ma soprattutto della tua luce su questo popolo. Amen. Salmo 22, versetto 5, ecco, si collega anche forse alla mia preghiera. Gridarono a te e furono salvati. Confidarono in te e non furono delusi. Forse hai bisogno di gridare. Forse hai bisogno di chiedere al Signore di essere salvato. Forse vuoi confidare in Lui, ma non hai il coraggio di fare questo passaggio. Forse ti manca poco, non lo sappiamo. Però una cosa è certa, come dice l'ultima parte di questo versetto, e non furono delusi. Se tu gridi al suo nome, non sarai deluso. Stai sicuro. Con il cuore, con la mente. Fallo adesso, grida adesso, il Signore ti ascolta. Se non gridi nel suo nome, se non in te, in chi? Amen. Dove troverò se non in te? Dove troverò se non in te? La pace, l'amore, la gioia del cuore, dove troverò? Dove troverò? In Dio troverò la mia speranza e il mio rifugio. Lui cammina al mio fianco e non mi abbandona, non mi abbandona mai. Dove troverò se non in te? Dove troverò se non in te? L'aiuto, la forza, l'abbraccio di un padre, dove troverò? Dove troverai? Dove troverò? In Dio troverò la mia speranza e il mio rifugio. Lui cammina al mio fianco e non mi abbandona, non mi abbandona. In Dio troverò la mia speranza e il mio rifugio. Lui cammina al mio fianco e non mi abbandona, non mi abbandona e non mi abbandona, non mi abbandona mai. Amen. In Dio troverò la mia speranza, perché Signore non ci abbandoni mai. Voglia tu benedire il fratello Davide, Signore, per le parole che hai messo nel suo cuore, per l'insegnamento che ancora oggi, Signore, vuoi darci tu, perché sei tu che hai messo nel cuore di Davide la riflessione di oggi. Benedici, Signore,
la predicazione, benedici ancora il proseguo del culto. Amen. Ragazzi in classe. È una gioia stare con voi. Oggi cercherò di fare un messaggio che è proprio nuovo, nuovissimo per me, questa settimana. Mai predicato su questo libro. Però è una cosa che il Signore mi ha messo sul cuore. Sino all'inizio della settimana ho paura, ma Signore, questa è una cosa nuova per me. Però questa voce interna continuava a spingere verso qua. Allora, speriamo che il Signore userà questo per parlarci oggi. Domanda. Sei mai stato arrabbiato o irritato o frustrato con Dio? Davide, non si parla di queste cose. Hai mai gridato a Dio in frustrazione o in confusione? Non sono qui oggi per scoprire certe cose di te. Hai mai detto una cosa del genere? Signore, perché non mi ascolti? Signore, perché non mi rispondi? Signore, perché non intervieni? Tu vedi la situazione. Perché non fai qualcosa? Perché permetti una cosa del genere a succedere? Signore, perché non fai niente? Dove sei quando ho bisogno di te? Signore, dove sei? Se mai parole del genere sono uscite fuori dalla tua bocca o dal tuo cuore, non sei l'unico nella storia di aver espresso una frustrazione del genere. È successo a un uomo di Dio, un profeta, che scommetterei qualcuno qui non ha mai letto la Bibbia. Io non vi chiedo, se tu hai letto tutta la Bibbia, l'avrai letto. Ma non chiedo qualcuno, ma immagino che ci sia, specialmente fra i giovani, qualcuno che non ha mai letto il libro di Habacuc, giusto? Potresti dirmi cosa dice il libro di Habacuc? Questo profeta del Signore, Habacuc, ha vissuto verso la fine del VII secolo avanti Cristo. Si chiamava proprio Habacuc, un nome non comune, mai si sente una volta sola nel suo libro. Egli ha scritto un libro profetico nell'Antico Testamento attorno a 615-610 avanti Cristo. 5 anni, 6 anni, 7 anni prima dell'invasione di Nabucodonosor, il grande re babilonese, dei Caldei, che ha circondato, portato via Daniele. Voi sappiamo tutta la storia di Daniele. Per di Habacuc? La sua storia, la sua frustrazione viene tutta registrata per noi in un libro della Bibbia intitolato con il suo nome, Habacuc, che si trova fra i profeti, i libri profetici dell'Antico Testamento. Stamattina vogliamo scoprirlo. Il libro di Habacuc non è scritto nello stile normale di un profeta, no.
invece è una specie di dialogo, di una conversazione fra due persone, fra Habacuc e Dio, in cui Habacuc si lamenta fortemente con Dio e Dio gli risponde. Andiamo a scoprire. Inizia così, in Habacuc versetto 1, capitolo 1, versetto 1. Oracolo che il profeta Habacuc ebbe in visione. Ascoltiamo bene i prossimi 3 versetti in cui Habacuc sembra veramente frustrato, se non arrabbiato con Dio. Ascoltiamo i suoi lamenti espressi a Dio. Io userò un po' la mia immaginazione per un po' interpretare i sentimenti dentro. Versetto 2. Fino a quando griderò, Signore, senza che tu mi dia ascolto? Io grido a te, violenza, e tu non salvi. Dal testo cosa possiamo dedurre di quello che Habacuc stava facendo prima? È piuttosto ovvio che Habacuc stava pregando, forse per mesi, forse per anni. Sembra che Habacuc sia arrabbiato alla conclusione che non stava ascoltando le sue preghiere. Anzi, sembra che Habacuc sia rimasto convinto che Dio non stava facendo niente. Le sue parole non mi danno l'impressione che Habacuc fosse molto contento con Dio. In quel momento, almeno. E continua con i suoi lamenti. Ascoltiamo versetto 2 e 3, o 3 e 4. Perché mi fai vedere l'iniquità e tolleri lo spettacolo della perversità? Mi stanno davanti rapina e violenza. Ci sono liti e nasce la discordia. Perciò la legge è senza forza. Il diritto non si fa strada. Perché l'impio raggira il giusto, il diritto ne esce pervertito. Non c'è giustizia per tutti, come diciamo in Italia. In altre parole lui stava dicendo, Dio, mio Dio, dove sei? Perché permetti queste cose? Perché non intervieni? Perché non fai qualcosa? Sentite il cuore di Habacuc? È proprio questo che lui sta dicendo. In realtà, Habacuc stava dicendo, Signore, da tempo sto pregando regolarmente e fedelmente a te riguardo alle iniquità del mio popolo, ma tu non stai facendo un bel niente. Un profeta di Dio che si lamenta con Dio. Con queste parole Habacuc stava pensando, forse dicendo, Dio, io sono a posto spiritualmente, sto pregando regolarmente, ma tu non sei a posto. Nel suo cuore Habacuc ha cominciato a dubitare la fedeltà di Dio. In questo momento della sua vita Habacuc aveva perso la sua fiducia in Dio e nella sua fedeltà. Domanda: come possiamo affrontare una mancanza di fede in Dio? Una mancanza di fiducia nella fedeltà di Dio nella nostra vita? Come possiamo affrontare questo? L'esperienza pratica e da vivo con Dio espella qualunque mancanza di fede nella nostra vita. Per esempio, non penso che il popolo di Israele aveva un problema a credere nella potenza di Dio quando stava camminando in mezzo al Mar Rosso. Diciamo l'acqua da una parte qui, l'acqua da una parte qui, proprio in mezzo, dove qualche ora prima era tutto oceano o mare. E stava camminando in mezzo al Mar Rosso, sulla terra asciutta, in mezzo al mare. Non era difficile credere nella potenza di Dio in quel momento. Che
cosa ha convinto Gedeone nel capitolo 8 dei Giudici? Che Dio voleva salvare il popolo di Israele dai Madianiti, dagli Amalekiti e dai popoli dell'Oriente che erano radunati insieme, migliaia e migliaia e migliaia di persone contro Israele. Ma cosa ha convinto Gedeone? Che Dio voleva salvare il suo popolo per mezzo di lui. Lui dice, lui mette fuori un velo di lana sull'aia durante la notte e chiede a Dio a fare una cosa contro la natura. E Dio lo fa esattamente come Gedeone aveva chiesto come segno. Qualcosa contro la natura. Poi Gedeone, per ancora assicurarsi, chiede a Dio la notte seguente a fare proprio il contrario con il velo. E Dio lo fa come lo chiede lui la seconda volta. Davanti a questa esperienza, da vivo che lo ha visto con i suoi occhi, con la mano diretta di Dio nella sua vita, la sua paura, la sua mancanza di fede spariva. E lui è andato in guerra contro questi popoli nemici, molto più numerosi, ed è uscito vittorioso. L'esperienza con Dio da vivo espelle ogni dubbio, rinforza la nostra fede. Vi do un piccolo esempio della mia vita. Forse qualcuno di voi sicuramente avrà sentito. Io ero convinto che Rachele era la persona giusta per me. Eravamo ancora all'inizio del corteggiamento. Io abitavo a Pordenone e lei abitava a Roma. E siamo conosciuti al posto famoso, l'isola del Gran Sasso, che voi conoscete, molti di voi. E dopo un paio di mesi stavo andando a trovarlo una volta al mese. E dopo la seconda volta stavo a Roma insieme con lei e dice, Davide, oh grande, cioè non sono convinto al 100%, non so se dobbiamo andare avanti. Ok, io ero convinto. Signore, cosa faccio? Io quella mattina avevo letto nella mia meditazione proprio la storia di Gedeone, con il, diciamo, quel velo di lana, un segno. Normalmente non consiglio a nessuno di fare queste cose, però era in quel momento il Signore mi ha detto nel cuore, di a lei insieme di chiedere un segno da Dio, per farci vedere se Dio volesse veramente, che lei dovesse chiedere questo un segno, che se Dio volesse veramente che noi andassimo avanti con il nostro rapporto, il nostro, diciamo, corteggiamento. E abbiamo parlato, pregato insieme, allora ok Davide, perché quel giorno prima avevamo discusso, siamo all'inizio del nostro rapporto, è meglio che noi non ci tocchiamo, non ci facciamo baci, nessuno ce l'aveva mai fatto con lei, è meglio evitare queste cose finché non siamo fidanzati ufficialmente, di proprio non parlare di baci. So che per gli italiani è una cosa romantica, io volevo evitare quelle cose, che so che se si comincia dove si finisce. Avevo parlato con lei, allora eravamo d'accordo di non parlare di baci in nessun senso. Allora lei ha chiesto un segno e non mi ha detto, ok, ho un segno. Il giorno dopo, prima di partire per tornare qui a Pordenone, c'era questa voce, chiedi un bacio, signore, questo è assurdo, abbiamo promesso l'uno all'altro. Però qualcosa dentro di me mi spingeva, chiedi per un bacio. Signore, io non ero arrabbiato, però frustrato. Questo è assurdo. Però queste cose dentro di me, e non è che uno non riesco a controllare le mie passioni, riesco a controllare abbastanza bene. Non è mai successo a me una cosa del genere.
parlato anche con il suo collega più anziano di tutti e due di noi. Cosa pensi tu? Queste cose, abbiamo parlato di non fare le cose, e poi questa dentro di me, non lo so, è strano. Quella sera siamo usciti fuori per mangiare insieme e dopo arriviamo in macchina e l'ho fatto chiedere, senti, so che va contro tutto quello che abbiamo parlato prima, ma potrei chiederti per un bacio? I suoi occhi sono ingranditi. Se questo è il segno che aveva chiesto il Signore, se dovessimo continuare con il nostro rapporto, sapendo che solo Dio poteva farti chiedere questo. Quando tu vedi Dio operare da vivo, espelle i dubbi che Dio esiste o che Dio non è coinvolto con te, che non è fedele. Ci è convinto tutti e due. Ormai siamo sposati a 36 anni. Io non cambierei con Miss America, con Miss Mondo. Dio l'ha messo là. Secondo te, quante persone fra gli 11 apostoli di Gesù erano convinti 100% sabato sera che Dio avrebbe fatto risorgere Gesù dalla morte la mattina dopo? Quanti fra gli 11? Nemmeno uno. Domenica sera tutti gli 11 erano convintissimi, credevano nella potenza di Dio e nella risurrezione di Gesù, perché avevano visto Gesù con i loro occhi risorti dalla morte. Anche noi abbiamo fatto la stessa cosa. Alcuni di noi, se siamo onesti, hanno protestato contro Dio nella stessa maniera. Sicuramente molti dei nostri fratelli in Ucraina avranno detto o espresso parole simili delle ultime settimane che aveva fatto Habacuc. Scommetterei che alcuni di noi in questa sala oggi abbiamo detto o almeno ponderato pensieri simili nelle ultime settimane, ma l'esperienza da vivo espelle qualunque mancanza di fede. Domanda: Dio si è arrabbiato con Habacuc per le sue rimostranze vivaci verso di lui? No, in nessun senso. Anzi, risponde alle sue proteste, capitolo 1, versetti 5 ad 11. Ecco la risposta di Dio ad Habacuc. Guardate fra le nazioni, guardate Habacuc, meravigliatevi e siate stupiti, poiché io sto per fare ai vostri giorni un'opera che voi non credereste, nemmeno se ve lo raccontassero. Perché ecco, io sto per suscitare i Caldei, questa nazione crudele ed impetuosa, che percorre tutta la terra per impadronirsi di dimore che non sono sue. È un popolo terribile e spaventoso. Da lui stesso procede il suo diritto e la sua grandezza. I suoi cavalli sono più veloci dei leopardi, più agili dei lupi di sera. I suoi cavalieri procedono con fierezza. I suoi cavalieri vengono da lontano. Volano come l'aquila e che piomba sulla preda. Tutta quella gente viene per darsi alla violenza. Le loro facce bramose sono tese in avanti e ammassano prigionieri come sabbia. Si fanno beffe dei re, dei principi sono per loro oggetti di scherno. Ridono di tutte le loro fortezze. Fanno dei terrapieni e li prendono. Poi passano come il vento. Passano oltre e si rendono colpevoli. Questa è la loro forza e il loro Dio. In essenza, cosa stava dicendo Dio ad Habacuc?
Stava dicendo questo. Attenzione Habacuc, io sto facendo qualcosa. Sono al lavoro, e come? Guarda fra le nazioni del mondo, guarda, sii meravigliato e stupito, Habacuc, perché proprio per quello che sto sull'orlo a fare in questi giorni. E se io dovessi raccontarti in dettaglio quello che sto per fare, Habacuc, non mi crederesti. Io ho visto pienamente, sono pienamente consapevole delle attuali condizioni spirituali degradanti e avvilenti in Israele. E per affrontare ed intervenire in riguardo alla perversità e all'iniquità che sono prevalenti in Gerusalemme ed in Giudea in questo momento, sto per suscitare ai chiamati i Caldei, il popolo dell'impero babilonese, a venire in Israele come strumento mio per rendere giustizia e disciplina al mio popolo. Sto per giudicare severamente il mio popolo, Habacuc, e presto, ma nel mio tempo. Ma quando Habacuc sente e capisce la risposta di Dio alle sue rimostranze, cosa fa? Lui è più perturbato e sconvolto di prima. Ascoltiamo le sue parole, versetto 12 in poi. Non sei tu, da principio, Signore, il mio Dio, il mio Santo, tu non morirai. Oh Signore, tu questo popolo lo hai posto per eseguire i tuoi giudizi. Tu, o Rocca, lo hai stabilito per infliggere i tuoi castighi. Tu che hai gli occhi troppo puri per sopportare la vista del male, che non puoi tollerare lo spettacolo dell'iniquità, perché guardi i perfidi e taci quando il malvagio divora l'uomo che è più giusto di lui? Perché tratti gli uomini come i pesci del mare, come i rettili che non hanno padrone? Il Caldeo li tira tutti con l'amo, li piglia sulle sue rette, li raccoglie nel suo giacchio. Perciò si rallegra e risulta. E per questo fa sacrificio alla sua rete ed offre profumo al suo giacchio. Perché gli provvedono una ricca porzione, un cibo succulente. Dovrò forse per questo continuare a voltare la sua rete e massacrare le nazioni senza pietà? In essenza, analizzando quello che ha detto Habacuc, in essenza Habacuc sta dicendo, Signore, questo è peggio di prima. Non capisci quello che stai per fare. Non soltanto non stai facendo niente, ma non capisci quello che stai per fare. Stamattina c'è qualche persona qui fra di noi con la sua mente e il suo cuore perturbato, sconvolto e confuso dagli eventi che sta succedendo nelle ultime settimane, che sta dicendo al Signore, tu che sei in controllo di tutto che succede nel mondo, tu che gestisci tutto, come mai tu permetti? Come mai tu stai permettendo queste cose succedere nel XXI secolo? Non capisci quello che stai facendo? Sicuramente molti fra i nostri fratelli in Cristo in Ucraina stanno pregando, stanno dicendo a Dio parole simili a queste di Habacuc. Probabilmente molti fra di noi stiamo facendo la stessa cosa. Noi abbiamo una signora ucraina da Odessa, della nostra chiesa, voi avete sentito un po'. È pesante. Sua mamma, sua sorella e suo nipote sono usciti fuori, adesso stanno andando verso Polonia, almeno sono salvi. Però molti della sua chiesa sono ancora là ad Odessa. Una cosa pesante. Io ho sentito i gridi suoi, Signore,
Poi, avendo detto quello, cosa fa Abacuc? Fa esattamente la cosa che anche noi abbiamo bisogno di fare. Si mette a parte per ascoltare quello che Dio vuole dire a lui. Versetto 2, capitolo 2, versetto 1. Io starò al mio posto di guardia, mi metterò sopra una torre e starò attento a quello che il Signore mi dirà e a quello che dovrò rispondere dopo circa la rimostranza che ho fatto. Allora ascoltiamo. E poi il dialogo fra Dio e Abacuc continua. Dio risponde a lui, versetto 2:2 fino al versetto 2:20. Dice, il Signore mi rispose. Abacuc scrive la visione, incidirà su tavole perché si possa leggere con facilità. Perché è una visione per un tempo già fissato, cioè da lui, da Dio. Essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala, perché certamente verrà e non tarderà. Egli è pieno di orgoglio. Questo qui sta in riferimento a Nabucodonosor, sicuramente. Pieno di orgoglio, questo re babilonese. Non agisce rettamente, ma, ecco, è messo tutto questo. Il giusto vivrà per fede, come in ogni tempo con Dio. Il giusto vivrà per la sua fede. Certo, il vino è traditore, l'uomo arrogante, Nabucodonosor, non può starsene tranquillo. Egli allarga la sua bocca come il soggiorno dei morti, come la morte. Non si può saziare, ma raduna presso di sé tutte le nazioni, raccoglie intorno a sé tutti i popoli. E tutti questi non lo canzoneranno con proverbi, sarcasmi, enigmi. Diranno, guai a chi accumula ciò che non è suo. Fino a quando? Guai a chi si carica di pegni. I tuoi creditori non spunteranno forse all'improvviso? I tuoi oppressori non si desteranno? Allora tu diventerai loro preda, perché tu hai saccheggiato molte nazioni. Tutto il resto dei popoli ti saccheggerà a causa del sangue umano sparso, della violenza fatta ai paesi, alle città e a tutti i loro abitanti. Guai a colui che è avido di illecito guadagno per la sua casa, per mettere il suo nido in alto a scampare alla mano della sventura. Tu hai disegnato la vergogna per la tua casa, sterminando molti popoli, e ha peccato contro te stesso. Poiché la pietra grida dalla parete e le travi risponde all'armatura di legno. Guai a colui che costruisce la città con il sangue e fonda le città sull'iniquità. Non è forse volere del Signore che i popoli si affaticano per il fuoco, le nazioni si stancano per nulla? Poiché la conoscenza della gloria del Signore riempirà la terra. Cioè, bello. La conoscenza della gloria del Signore riempirà la terra come le acque coprono il fondo del mare. Guai a colui che dà da bere al prossimo, a te che gli versi il veleno fino ad ubriacarlo, per guardarlo nella sua nudità. Tu sarai saziato di infamia, anziché di gloria. Bevi anche tu ed esibisci la tua nudità. La coppa della destra del Signore si riverserà su di te. L'infamia coprirà la tua gloria, perché la violenza fatta al Libano, la devastazione che spaventava le bestie, ricadranno su di te a causa del sangue umano sparso, della violenza fatta ai paesi, alle città e a tutti i loro abitanti. A chi serve l'immagine scolpita? Perché l'artefice la scolpisca? A chi serve l'immagine fusa che insegna la menzogna? Perché l'artefice confida nel suo lavoro a fabbriche idoli muti? Guai a chi dice al legno, svegliati, e la pietra muta, alzati. Può questa istruire? Ecco, è ricoperto d'oro e di argento.
ma non c'è in lei nessun spirito. Ma il Signore è nel suo tempio. Il Signore è nel suo tempio santo. Tutta la terra faccia silenzio in sua presenza. Qual è il messaggio con cui Dio risponde ad Abacuc? In essenza, Dio dice a lui: senti Abacuc, so benissimo che tipo di uomo è il re dei Caldei, Nabucodonosor. So che egli è pieno di orgoglio e che non agisce rettamente. So che l'uomo è arrogante e non può starsene tranquillo. Che egli allarga la sua bocca come il soggiorno dei morti, e come la morte non si può saziare, ma raduna presso di sé tutte le nazioni, raccoglie intorno a sé tutti i popoli. So benissimo tutto di lui. Ma quando io avrò finito di usarlo per disciplinare il mio popolo Israele, interverrò e lo disciplinerò severamente. Farò riversare su di lui la coppa della mia destra e l'infamia coprirà la sua gloria, poiché la violenza fatta da lui al Libano, la devastazione che spaventava le bestie, ricadranno su di lui a causa del sangue umano che lui ha sparso, della violenza fatta da lui ai paesi, alle città e a tutti i loro abitanti. In altre parole, Abacuc, egli pagherà severamente per quello che farà al mio popolo Israele e alle altre nazioni. Ma quello che sto dicendo a Abacuc è una visione per un tempo già fissato. Questa visione si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, devi aspettarlo, perché certamente verrà e non tarderà. E quando capita, quando si realizza questa visione che sto per compiere in Israele al mio popolo, allora tu, come dovresti agire? Come dovresti agire tu? Come dovresti comportarti? In mezzo al buio, in mezzo alle tenebre spirituali, l'uomo giusto vivrà per la sua fede. Devi credere in me, devi fidarti di me e del mio controllo sovrano e benevolo sul mondo. Devi credere in me e nella mia gestione, anche quando non lo vedi. Fidati di me. So quello che sto facendo. Posso garantirti, Abacuc, non ho perso controllo della situazione. E noi oggi, davanti a una situazione orrenda che sta succedendo in Ucraina in questi giorni, e mette in pericolo tutta l'Europa e tutto il mondo, come non succede negli ultimi 75 anni. Come dovremo agire? Come dovremo agire? Come dovremo comportarci? Esattamente come Abacuc doveva comportarsi. In mezzo al buio, in mezzo alle tenebre spirituali, l'uomo giusto, l'uomo di fede, vivrà per la sua fede. Significa che dobbiamo credere in Dio, dobbiamo fidarci di Lui, del suo controllo sovrano e benevolo sul mondo. Dobbiamo credere in Lui e nella sua gestione anche quando non lo vediamo. Fidiamoci in Lui, di Lui. Lui sa benissimo quello che sta facendo. Non ha perso controllo della situazione. Poi Abacuc, avendo sentito la risposta di Dio alla sua rimostranza, continua il suo dialogo con Dio in preghiera in questa maniera, capitolo 3, con la preghiera del profeta Abacuc, sul suo tono delle lamentazioni. Versetto 2. O Eterno, io ho udito il tuo parlare e ho paura. O Eterno, fa rivivere le tue opere nel corso degli anni. Nel corso degli anni falle conoscere. Nell'ira ricordati della compassione. Dio veniva da Temon, il santo dal monte Paron. La sua gloria copriva i cieli, la terra era piena della sua lode. Il suo splendore era come la luce.
Raggi si sprigionavano dalla sua mano e là era nascosta la sua potenza. Davanti a lui, Dio, camminava le pestilenze ardenti seguiva i suoi passi. Egli si fermava e misurava la terra, guardava, faceva tremare le nazioni. I monti eterni si disperdevano, i colli antichi si abbassavano. Le sue visioni, le sue vie, non visioni, le sue vie sono eterne. Io vedevo nelle afflizioni delle tende di Cushan, i padaglioni del paese di Madion tremavano. O Eterno, ardeva forse la tua ira contro i fiumi? O era la tua ira contro i fiumi o il tuo furore contro il mare? Quando cavalcavi sui tuoi cavalli, sui tuoi carri di vittoria, tu hai messo interamente a nudo il tuo arco, secondo i giuramenti fatti sulle tue frecce. Tu hai diviso la terra con i fiumi, ed i monti ti videro e tremarono. L'uragano di acqua è passato, l'abisso ha fatto udire la sua voce e ha levato in alto le mani. Il sole e la luna sono rimasti nella loro dimora. Alla luce delle tue frecce si sono mossi veloci al lampeggiare della tua lancia sfolgorante. Tu hai percorso la terra indignato, hai calpestato le nazioni adirato. Sei uscito per salvare il tuo popolo, per salvare il tuo unto. Tu hai colpito la testa della casa dell'empio, mettendo a nudo dalle fondamenta al collo. Tu hai trafitto con i propri dardi, tu hai trafitto con i loro propri dardi la testa dei suoi villaggi. Essi erano venuti come un uragano per disperderli, mandando grida di gioia, come se divorassero il misero in segreto. Con i tuoi cavalli hai camminato attraverso il mare, attraverso il mucchio di molte acque. Poi dice alla fine, verso 16, ho udito e le mie viscere fremettero a quella voce, le mie labbra tremarono. Un tarlo entrò nelle mie ossa e fu preso da grande paura dentro di me. Tuttavia rimorò tranquillo nel giorno dell'avversità che verrà contro il popolo che lo invade. Alla fine, quando Habacuc ha capito che Dio era pienamente consapevole della situazione del paese e coinvolto nella soluzione, il suo atteggiamento verso Dio, verso la situazione orrenda ed impossibile umanamente parlando, cambia 180 gradi. E lui dice in versetto 17, ascoltate, anche se il fico non fiorirà e non ci sarà alcun frutto sulle vite, anche se il lavoro dell'olivo sarà deludente e i campi non daranno più cibo, anche se le greggi scompariranno dagli ovili e non ci saranno più buoi nelle stalle, anche se tutto questo succede, esulterò nell'Eterno e mi rallegrerò nel Dio della mia salvezza. L'Eterno è il Signore è la mia forza. Egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve, mi farà camminare sulle mie alture. Anche noi oggi, turbati, scossi da quello che sta succedendo nel nostro mondo, abbiamo bisogno di vedere la situazione attraverso gli occhi illuminati di Habacuc, vedendo e comprendendo che Dio è pienamente consapevole della situazione in Ucraina e nel mondo e che Egli è coinvolto nella situazione, forse non nel modo che pensiamo che noi che Lui debba essere coinvolto, forse non nel modo nostro, che avremmo scelto noi, ma se noi riusciamo a vedere, con gli occhi illuminati
di Habacuc, il nostro atteggiamento verso Dio, verso la situazione orrenda ed impossibile umanamente parlando, cambierà 180 gradi. Quando comprendiamo che Dio, il nostro Dio, è 100% in controllo di tutto quello che sta succedendo e che non lascerà la situazione andare oltre quello che Egli, non noi, quello che Egli ha programmato per il mondo, possiamo esultare insieme ad Habacuc e rallegrarci che Dio, nel Dio della nostra salvezza, possiamo dire e cantare che l'Eterno è il nostro Signore e la nostra forza. Egli è la nostra forza. Egli renderà i nostri piedi come quelli delle cerve e ci farà camminare sulle nostre alture. Amen. E a Lui e a Lui solo sia la gloria. Bene, grazie Davide, anche per l'impegno, il Signore sì, ma anche Davide ha dovuto leggere le scritture non vanno lette da sole, quindi ringraziamo anche il pastore Davide. Quindi abbiamo capito tante cose oggi, che anche quando il Signore non lo vediamo agire nella nostra vita, anche quando non vediamo la sua presenza, in realtà il Signore è lì. È solo una questione di tempo. Noi vogliamo salutarvi con questo canto a voi a casa, mentre per noi in chiesa avremo ancora un altro momento assieme. Questo canto dice: Santo, Santo, Dio Onnipotente. Amen.